spiagge a causa di una mareggiata che si è abbattuta sulla costa veneziana in contemporanea con l'apertura della stagione, ma gli operatori turistici rimangono fiduciosi. Quasi 5 milioni di euro stanziati dal governo per vigilare sulle nostre località balneari e anche sui corretti comportamenti anticontagio, l'annuncio del sottosegretario Variati. Sono già più di 400 le famiglie che in queste settimane di emergenza si sono aggiunte a quelle già sostenute dalla Caritas di Venezia, ma la vera emergenza sarà a settembre. È slitta invece a ottobre la prossima udienza della strage della Solfatara di Pozzuoli, dove persero la vita 2 coniugi di Meulo e il loro figlioletto, risarciti in sede civile. I familiari attendono giustizia sul fronte penale. Più zone a traffico limitato, limiti di 30 all'ora e più piste ciclabili e manifestazioni sulle 2 rotte a Mestre da parte di varie associazioni che hanno inviato al Comune un decalogo per una mobilità sostenibile. Spaccio di droga e degrado hanno ridotto il Parco Emmer in una condizione non più tollerabile. La denuncia arriva dalla Lega di Marghera che chiede provvedimenti urgenti per la sicurezza. Dopo l'annullamento della Vogalonga, il Comune di Venezia è al lavoro per garantire lo svolgimento della festa del Redentore in sicurezza e con uno spettacolo degno della tradizione. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione veneziana dei nostri telegiornali. E dunque è stata inaugurata con un brindisi che si augura naturalmente sia benaugurante la stagione balneare 2020. Vediamo il primo servizio, l'apertura. Brindisi e taglio di nastro. È aperta ufficialmente e sotto il migliore degli auspici la stagione balneare 2020. Da questo fine settimana da Bibbione a Chioggia sono aperti buona parte degli stabilimenti balneari, delle attività turistiche e degli alberghi. Sono prospettive positive. Intanto siamo qua per ringraziare anche gli operatori che come sempre hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno già preparato le proprie strutture, sono pronti. È fondamentale che oggi si riempia ovviamente dei turisti perché sono la parte importante per crescere, per portare appunto quell'occupazione, piano occupazionale di ricchezza che è fondamentale. L'azienda del turismo tocca 18 miliardi di PIL nazionale, lo ricorda spesso il governatore Zaia, ed è fondamentale che arrivi per tutto il tema anche socio-economico del nostro territorio. Le prenotazioni sono tantissime, questa settimana addirittura non riusciamo neanche a rispondere a tutti, però veramente questo ci indica una grande stagione. Ovviamente tutto questo ci comporta una grande più attenzione per i nostri ospiti, sia nel servizio ma soprattutto una vacanza in sicurezza e in pieno relax. Un'estate che si preannuncia meno complicata del previsto, tutto è pronto per accogliere pendolari e turisti, auspicando di poter abbracciare presto anche quelli d'oltreconfine, tedeschi e austriaci in maggioranza, da sempre affezionati al nostro litorale. Fortunatamente alcune frontiere, pensiamo a quelle tedesche, di fatto sono già state aperte. Ora stiamo lavorando anche sull'Austria perché permetta ai loro concittadini di poter venire da noi, perché su 70 milioni di presenze turistiche il Veneto fa 50 milioni di stranieri. Di questi 50 milioni di stranieri 2/3 sono di lingua tedesca, quindi voi capite che Austria, Germania e Svizzera per noi è fondamentale. Pronta, uscirà a giorni, ha confermato l'assessore al turismo Federico Caner, la campagna pubblicitaria della Regione Veneto per incentivare il turismo. La prossima settimana presenteremo un piano turistico importante, innovativo, non soltanto capiente dal punto di vista delle risorse economiche che metteremo, ma soprattutto nuovo, e nessuna regione in Italia ha fatto, ad oggi che mi risulti, un piano innovativo come quello che presenteremo noi. Abbiamo visto nelle immagini un bel sole, ma nella notte c'è stata sulle coste una mareggiata. La mareggiata di questa notte ha creato danni non solo alla pineta di Jesolo ma anche a Eraclea, anche a Isola Verde. Purtroppo continua l'annoso problema della difesa delle coste per salvaguardare soprattutto le attività economiche che insistono su quelle coste. A novembre siamo stati duramente colpiti dall'acqua granda, eravamo già al lavoro ben prima del DPCM proprio per sistemare le spiagge a seguito dei tristi fatti di novembre, poi è arrivato il Covid. Il 2020, come anche l'ultima parte del 2019, d'altronde si conferma davvero un anno sfortunato per il turismo. Proprio quando la stagione balneare si apprestava a partire in quella che si annuncia l'estate più difficile mai affrontata dal settore, il maltempo delle ultime ore si è abbattuto sulle spiagge della costa veneziana. Abbiamo avuto purtroppo grande erosione nella pineta di Jesolo e nella zona del comparto di Eraclea Mare, ci sono stati dei ritardi anche nella zona di Isola Verde. Stiamo aspettando perché, come potete vedere alle mie spalle, c'è ancora mare, c'è ancora vento. Già dal lunedì, martedì inizieranno i primi interventi di ripascimento manutentivo.
vogliamo veramente cercare di mettere in sicurezza anche gli ultimi comparti per permettere ai colleghi un po' più sfortunati che hanno subito dei danni da questo punto di vista di poter aprire le loro attività il prima possibile. E poi ci sono i quasi 5 milioni di euro stanziati dal governo per vigilare sulle spiagge, anche sui corretti comportamenti anticontagio. L'annuncio dell'operazione Spiagge Sicure dal sottosegretario Achille Variati. Il Ministero dell'Interno dà il via all'operazione Spiagge Sicure per l'estate 2020 stanziando 4 milioni e 800 mila euro, non solo contro contraffazione e abusivismo commerciale, ma anche per la verifica del rispetto delle misure di distanziamento sociale e di tutte le prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19. Dobbiamo vegliare su alcuni comportamenti sbagliati e soprattutto aiutare i gestori a mantenere quegli accorgimenti su cui abbiamo raggiunto un accordo di protocollo e una particolare attenzione alle spiagge libere, perché lì i gestori non ci sono, però non possiamo abbandonarle. L'iniziativa coinvolge 150 comuni litoranei che riceveranno fondi che potranno essere impiegati per l'assunzione di personale della polizia locale a tempo determinato e per le prestazioni di lavoro straordinario da parte dello stesso personale. Anche dal punto di vista turistico deve passare la sostanza e l'immagine che il Veneto, le spiagge del Veneto, la montagna veneta, la collina veneta, le città d'arte venete, a iniziare da Venezia, sono luoghi sicuri. Sono luoghi sicuri. Se un turista europeo o meno vuol venire in Italia e vuol venire qua, sa che qua trova un luogo sicuro. Il messaggio di un territorio sicuro dal punto di vista sanitario per il turismo sarà anche diffusa attraverso un ampio piano di promozione. A livello nazionale partirà una grande campagna di reputazione del paese Italia, perché in giro per il mondo, a un certo punto noi per un bel mese e mezzo sembravamo essere il luogo della pestilenza, addirittura superiore alla Cina, figuriamoci. E qui abbiamo detto le cose come stanno all'unità di malato, tutto è stato reso noto con una trasparenza assoluta. Scusi, mi sento la responsabilità di dirlo, non penso che la stessa cosa sia successa in Cina. Al consueto punto stampa del presidente Zaia a Marghera, al centro c'è stato il braccio di ferro tra regione e governo sull'istituzione di un completo corso di laurea in medicina a Treviso. Legge regionale che il governo ha impugnato, impugnativa di qualche azzeccagarbuglio l'ha definita Zaia, andremo avanti fino alla Corte Costituzionale. Comunque, per tranquillizzare tutti, a me non me ne frega niente dell'impugnativa, noi andiamo avanti, che sia chiaro. Quindi gli studenti si iscrivano perché l'anno accademico 2021 avrà gli studenti a Treviso. Il presidente del Veneto non le manda a dire, commenta così la notizia della decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare la legge regionale che istituisce un corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso in accordo con l'Università di Padova. Un fulmine a ciel sereno che ha provocato un'alzata di scudi in Veneto a tutti i livelli. E Roma, se deciderà di impugnare, saprà che si troverà l'artiglieria pesante dal punto di vista tecnico-legale, perché li schiero tutti, e andremo in Corte Costituzionale a chiedere alla Corte se è così tanto sopruso destinare 6 milioni di euro su 9 miliardi e 6 alla formazione universitaria di studenti che faranno i medici. Il governatore Zaia è deciso ad opporsi con tutti gli strumenti, ma auspica che possa esserci anche un ripensamento, visto che il governo ha tempo fino al 16 di giugno per depositare l'impugnativa. Io ieri ho chiamato Boccia e devo dire che il ministro Boccia si è dimostrato disponibile. Onestamente ho l'impressione che questa sia un'impugnativa che sia un po' scappata di mano, che sia più impugnativa di qualche posso dire, azzeccagarbugli degli uffici che della politica. Zaia invita quindi il governo a prendere in mano e chiudere velocemente la questione. È ridicolo impugnare un provvedimento del genere dicendo che l'unica colpa che abbiamo, due colpe, che i 6 milioni di euro per attivare questo corso vengono pescati nei 9 miliardi e 600 milioni del budget sanitario della Regione Veneto. Un corso completo di laurea che arriverebbe in un ospedale con già 8 reparti universitari e presto anche una nuova struttura.
La ciliegina sulla torta è che fra massimo 7-8 mesi avremo anche ultimato il nuovo ospedale. Quindi l'università trova anche una culla eccezionale, trova 1000 posti letto realizzati del nuovo ospedale ad alta specializzazione. La cronaca giudiziaria si terrà il 16 ottobre, la prossima udienza del processo per la cosiddetta strage della Solfatara di Pozzuoli, dove il 12 settembre 2017 persero la vita durante una visita turistica i coniugi veneziani Massimiliano Carrera e Tiziana Zaramella e il loro figlioletto Lorenzo, inghiottiti uno dopo l'altro da una voragine apertasi sotto i loro piedi e soffocati dai gas del sottosuolo. Si tratta dell'ennesimo rinvio deciso a causa della pandemia, prevista la requisitoria del PM, al termine della quale davanti al giudice del Tribunale Partenopeo i sostituti procuratori avanzeranno le loro richieste di condanna nei confronti dei 7 imputati. I familiari delle vittime, già risarciti in sede civile, attendono giustizia sul fronte penale. Più di 400 intanto le famiglie che in questa emergenza si sono aggiunte a quelle già sostenute dalla Caritas di Venezia. Sentiamo. Queste famiglie che si chiamano nuovi poveri, ma in realtà fino a qualche mese fa poveri non lo erano, non hanno ricevuto nemmeno lo stipendio, e chi fa un lavoro che dura soltanto 3-4 mesi, 5 mesi, pensiamo a livello turistico, non avrà il lavoro. Nuovi poveri che si aggiungono a quanti già sosteneva e aiutava la Caritas. Sinora il sostegno è stato legato alla spesa, adesso si aggiungono bollette, mutui, affitto. Famiglie normali che fino all'emergenza coronavirus riuscivano a far fronte alle loro spese, ma che si sono ritrovate improvvisamente senza uno stipendio e con i lunghi tempi d'attesa della cassa integrazione. Ancor più penalizzati se il sostegno economico arrivava da un lavoro stagionale legato al turismo. Grande la preoccupazione della Caritas di Venezia, che pensa che il periodo più difficile sarà il prossimo autunno. Per ora non riusciamo a quantificare il bisogno, anche perché ci sono tante famiglie che in questo momento forse si vergognano oppure non hanno la forza di venire a chiedere aiuto sebbene sono in difficoltà. E ora parliamo di trasporto pubblico locale a CTV, perché da lunedì 8 giugno scatterà la cosiddetta fase 3. Da lunedì 8 giugno inizia la fase 3 per il trasporto pubblico locale a Venezia, potenziate soprattutto le linee di navigazione di motoscafi e vaporetti. Si tornerà in pratica per le linee di navigazione, secondo l'accordo sottoscritto tra il gruppo AUM, il Comune di Venezia e le organizzazioni sindacali, all'orario invernale a pieno regime, come nella fase pre-coronavirus, senza però i rinforzi estivi che normalmente partivano nel mese di giugno con l'apertura degli stabilimenti balneari. Sebbene in modalità, per così dire, invernale, i servizi torneranno ad essere quelli che erano prima della pandemia di Covid. Questo è fondamentale perché per oltre 3 mesi abbiamo avuto un servizio ridotto in cui i cittadini hanno molto sofferto e hanno dovuto effettuare dei giri incredibili per recarsi al lavoro, per andare ad assistere dei parenti, per qualsiasi esigenza, per cui veramente la pazienza era al limite. Diverse richieste, evidenziate dal presidente della municipalità dell'Ide Palestrina, Danny Carella, sono state soddisfatte, ma ancora non basta. E ci sono anche dure critiche del presidente della municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini, prossimo candidato sindaco con una sua lista. È fondamentale che questi servizi vengano tarati in base anche alle esigenze estive che si andranno a palesare nel corso dei giorni e che ci sia sempre un dialogo tra l'azienda di trasporto pubblico locale, tra CTV e i cittadini e le istituzioni. L'obiettivo da raggiungere non sarà semplice. Ci auguriamo quindi in un canale di dialogo sempre aperto e soprattutto nella possibilità di avere interventi rapidi. Manifestazione su 2 ruote oggi a Mestre da parte di varie associazioni che hanno inviato al Comune un decalogo per una mobilità sostenibile. Arrivano, manco a dirlo, tutti in bicicletta. Un festoso corteo su 2 ruote, partito da Piazzale Sicilia e arrivato al municipio di Via Palazzo per consegnare al Comune un decalogo a favore di mobilità sostenibile, tutela dell'ambiente e della salute. 10 proposte per cambiare le modalità di spostamento a Mestre, stilate da FIAB Mestre Amici della Bicicletta, Associazione Pedalia, Pedale Veneziano, Amico Albero, Sette Nani e cittadini di Mestre in Rete.
Dopo il Covid non deve esserci l'invasione delle automobili ancora di più di prima, perché la gente giustamente ha paura dei mezzi pubblici in parte e quindi la tendenza è usare ancora la macchina. Perciò il Comune deve assolutamente favorire l'uso della bicicletta e della pedonalità, tutte e due le cose. Tra le priorità, ampliare la rete ciclabile a partire dal completamento della Mestre Venezia con un park bici per pendolari e attuare interventi di moderazione del traffico sia attraverso limiti di velocità più stringenti che ripristinando le zone a circolazione limitata. Tutti i quartieri, tutte le zone che adesso sono pericolose per i bambini perché non sai se puoi farlo uscire di casa, tutte quelle zone lì dovrebbero diventare, facciamo l'esempio fra via Piave e via Dante, facciamo l'esempio fra via Carossa, via Bissuola e via San Donà, cioè sono zone che potrebbero diventare tutte 30 km all'ora e traffico limitato. Per promuovere questa nuova visione di città si è mobilitato il mondo delle due ruote locale, anzi anche delle quattro, basta che ci siano i pedali. Si può girare in riscio per Mestre? Sì, si può girare in riscio, è una cosa che si può fare e è dentro i limiti di legge, cioè 1 metro e non arriva a 3 metri, cioè una bicicletta può essere 1,30 m per 3 metri di lunghezza e allora può circolare in strada. Di più, se fosse 3 metri e 10 anche, è fuori legge. Okay. Diversamente, solo in Italia c'è questo limite di legge, perché se andiamo in Nord Europa, ad esempio, troviamo biciclette che sono lunghe 7 metri. 2 persone sono rimaste ferite in un incidente tra 2 auto avvenuto nel primo pomeriggio in via Porto Gruaro a Cinto Caomaggiore. Sul posto vigili del fuoco e personale del SUEM, necessario il trasferimento in pronto soccorso per l'automobilista che era finito contro un albero, medicata sul posto con lievi ferite la donna alla guida dell'altra vettura. Residenti nei pressi del Parco Emera Marghera protestano per lo spaccio e il degrado. Lasciano su una panchina, in una zona ben delimitata, i soldi e dopodiché mettono da un'altra parte la bustina. Spaccio di droga e degrado hanno portato il Parco Emmer di Marghera, un'area di quasi 24.000 metri quadrati, inaugurato nel 2003, in una condizione non più tollerabile. A denunciare questa situazione è la Lega di Marghera con il commissario Leonardo Righetto, che assieme al consigliere della municipalità di Marghera Andrea Pegoraro ed alcuni cittadini residenti nella zona si sono ritrovati all'interno di questo trascurato polmone verde, divenuto il bersaglio anche di atti vandalici. Sono i cittadini che si stanno lamentando perché i bambini vengono a giocare ma non trovano le giostre. Perché nonostante le numerose lamentele telefonate anche alla pubblica sicurezza, ai carabinieri, ai vigili, continua lo spaccio, vengono qua, si fanno da mangiare, sporcano. L'angolo lì in fondo è diventato una latrina, abito qui vicino, vivo il parco saltuariamente ormai perché io non mi fido più di passare qui da sola. Per combattere il degrado, ci dicono, chiediamo l'installazione di un sistema di videosorveglianza e una presenza frequente delle forze dell'ordine. Solo così l'area potrà tornare vivibile per famiglie e giovani. Vorrei che diventasse un parco vivibile dalle famiglie, dai bambini e dagli anziani. Comune di Venezia al lavoro per l'organizzazione della festa del Redentore. Saranno i fuochi d'artificio più belli di sempre e ci saranno le barche dei veneziani, addobbate a festa e illuminate come per le migliori occasioni. Lo ha promesso il sindaco Luigi Brugnaro, già al lavoro con il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, il comandante generale della polizia locale Marco Agostini e il comandante al timone della capitaneria di Porto di Venezia ammiraglio Pietro Pellizzari, per mettere a punto il protocollo di sicurezza. Ripartire e ripartire il più presto possibile. Ed è il giorno della festa del Redentore. Perché la festa del Redentore? Perché proprio si abbina molto in questo momento a quella che deve essere la ripresa che già i veneziani hanno più volte dimostrato. Sabato 18 e domenica 19 luglio, questo è il momento in cui Venezia vorrà dire al mondo intero di essersi pienamente ristabilita. Nel 1575 i veneziani alzarono gli occhi al loro Redentore per essere liberati dalla peste. La prossima sarà invece la festa del ringraziamento dei veneziani sempre al loro Redentore per essersi messi alle spalle il coronavirus.
La Repubblica si appellò alle divinità e fece voto di costruire una nuova chiesa, ed è la chiesa del Redentore. Così avvenne, e dal 1577 Venezia ogni anno festeggia il Redentore. Confermata dunque, come spiega il delegato del sindaco alle tradizioni Giovanni Giusto, la notte famosissima e la domenica il grande pontificare del patriarca Moraglia dalla Basilica del Redentore con la benedizione alla città. Per dare questo forte segnale, per dare questa forte dimostrazione che ne siamo fuori e ci siamo ripresi e dobbiamo sicuramente ripartire. Dino Poggiali è stato nominato nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia. Subentrerà Giovanni Di Iorio, che ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età. Poggiali è attualmente comandante ad Ancona, carica ricoperta anche a Rimini, Macerata, Pesaro, Urbino, tra le principali esperienze i terremoti dell'Aquila e dell'Emilia Romagna. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi. Vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Una buona domenica, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Un nuovo fronte instabile si avvicina al nostro territorio, avremo dunque una domenica all'insegna del maltempo, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni, come detto, di tempo spiccatamente instabile, con piogge e temporali diffusi un po' dappertutto. Localmente i fenomeni potranno essere anche forti e non si escludono delle grandinate. Temperature minime tra i 13 e i 16 gradi, massime invece tra i 23 e i 28 gradi all'incirca. Stessa situazione se ci spostiamo poi sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo precipitazioni diffuse un po' ovunque, anche intense, specie durante la nottata. Temperature minime fino a 18 gradi, massime tra i 24 e i 26 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, poche novità, anche qui la perturbazione porterà rovesci e precipitazioni temporalesche diffuse. Temperature minime sui 13 gradi, massime invece fino ai 24 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3, arrivederci.